Il prefetto è stato molto chiaro nel ribadire la necessità di avviare un tavolo di coordinamento, una cabina di regia in cui Regione, ANCI, sindaci si siedono e definiscono i siti dove prevedere l'accoglienza. Ecco, io come Partito Democratico ho espresso un segnale molto positivo, penso che ognuno di noi deve assumersi la responsabilità di un fenomeno che c'è, esiste, quindi non dobbiamo fare i capipopolo, ma dobbiamo individuare le soluzioni a un problema che è importante. Veramente interessantissimo, abbiamo avuto modo di poter toccare finalmente la visione di chi smista e sta in mezzo a queste persone, perché prima di tutto dobbiamo ricordarci che sono delle persone che però vanno a creare delle situazioni estremamente complicate, di grandissima tensione, una tensione che deve essere smorzata. Oggi purtroppo ci raccontava il prefetto che dalla sera alla mattina lui stesso riceve questi ordini, diciamo, di arrivo, di dover ricevere queste persone, e quindi in una notte, in 12 ore, 24 ore al massimo, si trova a doverle smistare. Il caso di Eraclea è stato, ne abbiamo parlato lungamente, purtroppo è un bubbone che va assolutamente sgonfiato. Le soluzioni che noi vogliamo proporre per l'appunto sono quelle che vanno nella stessa direzione auspicata dal prefetto, ovvero di una redistribuzione sul territorio in modo da evitare e sgonfiare completamente ogni tipo di tensione sociale. Che questo territorio non ne può più, che la cabina di regia secondo me non serve assolutamente a nulla, perché la Regione non può farsi carico di responsabilità che ha lo Stato centrale, e se siamo di fronte a un governo fallimentare sotto il profilo dell'immigrazione, non di certo il Veneto deve trovare la soluzione a questo problema. Abbiamo visto che i prefetti stanno lavorando al massimo delle loro possibilità, però manca totalmente una politica nazionale che provi a far sì che questa non sia un'eterna emergenza. Pensate che a fronte di 15.000 accessi e presenze di, io dico clandestini, profughi, migranti, quello che si vuole, in Veneto ci sono stati solo 10 rimpatri. Ecco, questa la dice lunga sull'incapacità di capire chi deve rimanere e chi deve essere rimandato a casa.